Ci sono sempre nomi importanti, Luca Bizzarri, Veronica Pivetti aprono e chiudono il progetto, però è vero, è una rassegna all'insegna del divertimento, ma la gente viene a teatro per stare insieme. Gli abbonati non si contano perché i posti ormai non ce li abbiamo più, per cui abbiamo il teatro quasi sempre esaurito soltanto con gli abbonati e quindi è un modo per stare insieme oltre che per divertirsi. C'è una novità in questa stagione, il premio per Luca Donin, il premio Arte Ven per Luca Donin alle compagnie, la migliore compagnia veneta di produzione teatrale, alla quale verrà dato un premio in denaro e anche la possibilità di esibirsi in teatri importanti. A me piacerebbe molto differenziarla ancora di più, lavorare ancora di più sulla danza, lavorare ancora di più sul circo contemporaneo. Il teatro non è soltanto parola, il teatro è mille sfumature, mille discipline, quindi io mi auguro che riusciamo ad aumentare il numero di spettacoli di danza e i numeri di spettacoli di circo e perché no, qualcosa di diverso anche sulla musica.